I lavori di costruzione dello Stadio Friuli, i lavori di ricostruzione di quelle che sono le parti che sono state abbattute nel corso dei vari mesi proseguono e l'Udinese, per andare avanti nel suo progetto del nuovo Friuli, si sta avvalendo delle consulenze di diversi esperti del settore. In particolare in questo appuntamento vogliamo andare a tracciare un punto, un bilancio con quello che è il panorama degli architetti che sono venuti in visita qui al Friuli, architetti che stanno lavorando in modo importante a quello che è il progetto, in particolar modo di quelli che sono i settori alle mie spalle, vale a dire la curva nord, vale a dire anche il settore alla mia sinistra che è quello dei distinti e quello che sorgerà pian piano con la curva sud. Il primo dei nostri intervistati di questo nostro breve speciale è Marco Casamonti, socio fondatore dello studio Archea, uno studio di Firenze che lavora con diverse realtà sul territorio italiano ma anche nel territorio straniero, un architetto che ci ha spiegato nel dettaglio quello che è l'obiettivo di Archea, l'obiettivo dell'Udinese: creare uno Stadio Friuli davvero all'avanguardia, uno Stadio Friuli che possa rappresentare un vanto e non solo per la città di Udine. Noi lavoriamo in tutto il mondo, naturalmente essendo uno studio italiano con piacere lavoriamo in Italia e quindi il Presidente Pozzo ci ha chiamato per rendere speciale e straordinario, come lui ha detto, questo stadio che deve essere non soltanto un luogo per il calcio, per le partite, ma un luogo di incontro per i cittadini e per gli abitanti di una città allargata che estende il suo bacino a tutta la regione. L'opportunità quindi di avere una nuova struttura dove poter incontrarsi, dove poter mangiare, dove poter fare sport, dove poter avere una palestra di grande qualità con servizi fisioterapici. Ecco, fare dello stadio Friuli un luogo di eccellenza per lo sport e per il lifestyle in generale è un'opportunità interessante. Quello che ci ha chiesto il Presidente e la società è naturalmente di fare questo luogo anche un sito interessante dal punto di vista del design e dell'architettura e quindi stiamo lavorando per rendere gli interni interessanti, accoglienti e anche confortevoli, questo è il tema. Un'eccellenza quindi per quello che riguarda gli incontri di calcio, ma per quello che riguarda gli incontri in generale, perché l'obiettivo della proprietà e l'obiettivo anche vostro è quello di renderlo architettonicamente più bello possibile, non solo per il match day, non solo per quello che è il giorno partita, ma per tutta la settimana, per renderlo funzionale per la comunità e non solo per gli appassionati di calcio. Sì, questa è una tendenza che c'è in questo momento in tutta Europa, ma direi in tutto il mondo. È anche antieconomico, ma io direi antietico, tenere una struttura così importante come uno stadio per usarla un giorno ogni 2 settimane. È molto importante che se c'è uno sforzo che viene da finanza pubblica o privata che sia, è importante che queste strutture siano usate e contengano dei servizi per i cittadini per tutto l'anno, per tutti i giorni della settimana. Quindi i nuovi stadi, in generale gli stadi più interessanti, offrono servizi, offrono attività, offrono opportunità di svago che possono sempre essere utilizzate. Questo è l'obiettivo. In fondo è una grande piazza coperta, è un luogo dove si possono fare concerti, è un luogo dove si possono ospitare molte persone e strutture di questo tipo è giusto non limitarle soltanto allo sport, o meglio avere una visione dello sport allargata allo spettacolo e alla qualità della vita. I nostri tifosi sono molto curiosi, quindi cosa possiamo dire dal punto di vista architettonico? Qualche curiosità del nuovo Friuli, qualche curiosità del nuovo impianto? Beh, possiamo dire che in realtà questo edificio già interessante, già molto bello, perché quella grande struttura d'arco che è famosa in tutta Italia e che contraddistingue lo Stadio Friuli sarà arricchita da un edificio che gli sta davanti e che avrà una facciata che stiamo studiando nei vari dettagli con test molto particolare, sarà un oggetto iconico che avrà e deve avere una sua riconoscibilità nel mondo. Noi vogliamo, ma lo vuole anche la società, che questo sia uno stadio riconoscibile in cui i tifosi possano avere un forte senso di appartenenza e possa esprimere l'identità di una regione straordinaria e di un territorio bellissimo.
Abbiamo sentito quello che è l'obiettivo, quello di creare uno stadio moderno, uno stadio funzionale, uno stadio riconoscibile, uno stadio che deve avere una netta impronta anche internazionale. Allora l'Udinese non si è limitata ad ascoltare il parere di quello che è comunque uno degli studi più importanti sul suolo nazionale, ma ha voluto raccogliere anche il parere di alcuni esperti del settore in campo proprio internazionale. Parliamo di un'azienda che ha sede a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti d'America. Il nome è tipicamente italiano, Rossetti, anche se poi americanizzato, sentiremo dalle interviste ai protagonisti rigorosamente in lingua inglese, viene identificato come Rossedi, però è un'azienda che è specializzata nel settore, con i suoi architetti in giro per il mondo ha creato strutture davvero di primissimo livello. Parliamo di impianti della Major League Soccer, tutti gli stadi, tutti i nuovi impianti che vengono costruiti, non solo per quello che riguarda il settore dove lavoriamo noi, vale a dire il calcio, ma un po' tutti gli sport in generale. Parliamo di NFL per esempio, nel caso dell'azienda americana, vogliono pensare ad un impianto che non debba funzionare solo nelle 2 o 4 ore del giorno partita, ma per tutta la settimana, per tutto quello che è un indotto che può creare comunque benefici non solo ai tifosi e agli appassionati, ma anche a tutta la comunità. Allora andiamo ad ascoltare proprio due esperti di Rossetti per quello che è un parere anche più internazionale su quello che sarà il nuovo Friuli. What we like to do is we like to make the stadium become the center of a very urban growth and marketability center. So here we have an opportunity to provide functions at the stadium which are far different than what you find at a standard Italian stadium, for instance. We have a process called return on design, where we analyze the value associated with different functions within the stadium and determine which is the best function for the use in the stadium. So this is something we do often in our stadiums. It's important that we design experiences, not just focus on the game that's being played. So the idea for Rossetti is that we design experiences which generate value for the club, and that the people who come to the stadium maybe can enjoy a great meal or enjoy great community with their friends and their peers. And this drives the value of the stadium up higher amongst the fans. So it's great to be able to design spaces which are attractive to people to just spend time together and enjoy a meal. And Italians are so good at hospitality to begin with. So we look forward to designing spaces that encourage that great Italian hospitality to form, great communities and great communal relationships with the game. Well, in the USA, it's very competitive to try to get people's attention to come to a stadium. So it's very important that when you come to the stadium that you're having a great experience the entire time. And most of the time that experience extends to what's happening on the pitch, but also what's happening between the people who are visiting the stadium. And again, in Italy, your hospitality is so excellent that it would be a shame to design a stadium that didn't have such a great capability to provide hospitality to the guests. I think the new Friuli Stadium will be an amazing improvement for the team and the club here, and it will allow for some great new experiences in terms of ways to watch the game and hospitality spaces. And I think it'll be an amazing new addition to the city and for the club. I think that one of the most interesting things about the new design is the opportunity for the stadium space to be used throughout the week. So even during non-event times, you can bring your family and have an amazing meal, or you can experience the club and the pitch in ways that you never could before. So I think it'll be a great improvement and a big draw for the community. The new stadium design is going to be very beautiful. Marco and Studio Arkea have done a great job crafting the facade of the building, and I think that it'll definitely be a showpiece for architecture in the region, so it'll be very great. In the States, like every place, there are some great stadiums and some that aren't so great, and I think this is going to be a great stadium and definitely something that the club should be proud of and the city should be proud of. In the States, soccer is becoming very popular, and now people have been playing it for a long time, so it's becoming very competitive. We at Rossetti have done several soccer stadiums for Major League Soccer, and it's becoming very popular. So in the U.S., lots of the stadiums tend to be smaller still, maybe 20,000 people or so, but in some markets, they're getting
very large crowds. Lots of stadiums for other sports are used throughout the week, particularly just because those tend to be more enclosed stadiums, more similar to this stadium. So, for instance, lots of NFL football stadiums will have programming throughout the week so that you'll have conferences and you'll have other things going on. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your That's all I'm gonna do, woman. Listen. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your That's all I'm gonna do, woman. Listen. I lavori di costruzione dello Stadio Friuli, i lavori di ricostruzione di quelle che sono le parti che sono state abbattute nel corso dei vari mesi proseguono e l'Udinese, per andare avanti nel suo progetto del nuovo Friuli, si sta avvalendo delle consulenze di diversi esperti del settore. In particolare in questo appuntamento vogliamo andare a tracciare un punto, un bilancio con quello che è il panorama degli architetti che sono venuti in visita qui al Friuli, architetti che stanno lavorando in modo importante a quello che è il progetto, in particolar modo di quelli che sono i settori alle mie spalle, vale a dire la curva nord, vale a dire anche il settore alla mia sinistra che è quello dei distinti e quello che sorgerà pian piano con la curva sud. Il primo dei nostri intervistati di questo nostro breve speciale è Marco Casamonti, socio fondatore dello studio Archea, uno studio di Firenze che lavora con diverse realtà sul territorio italiano ma anche nel territorio straniero, un architetto che ci ha spiegato nel dettaglio quello che è l'obiettivo di Archea, l'obiettivo dell'Udinese: creare uno stadio Friuli davvero all'avanguardia, uno stadio Friuli che possa rappresentare un vanto e non solo per la città di Udine. Noi lavoriamo in tutto il mondo. Naturalmente, essendo uno studio italiano, And design, where we analyze the value associated with different functions within the stadium and determine which is the best function for the use in the stadium. So this is something we do often in our stadiums. It's important that we design experiences, not just focus on the game that's being played. So the idea for Rossetti is that we design experiences which generate value for the club, and that the people who come to the stadium maybe can enjoy a great meal or enjoy great community with their friends and their peers. And this drives the value of the stadium up higher amongst the fans. So it's great to be able to design spaces which are attractive to people to just spend time together and enjoy a meal. And Italians are so good at hospitality to begin with. So we look forward to designing spaces that encourage that great Italian hospitality to form, great communities and great communal relationships with the game. Well, in the USA, it's very competitive to try to get people's attention to come to a stadium. So it's very important that when you come to the stadium that you're having a great experience the entire time. And most of the time that experience extends to what's happening on the pitch, but also what's happening between the people who are visiting the stadium. And again, in Italy, your hospitality is so excellent that it would be a shame to design a stadium that didn't have such a great capability to provide hospitality to the guests. I think the new Friuli Stadium will be an amazing improvement for the team and the club here, and it will allow for some great new experiences in terms of ways to watch the game and hospitality spaces. And I think it'll be an amazing new addition to the city and for the club. I think that one of the most interesting things about the new design is the con piacere lavoriamo in Italia e quindi il presidente Pozzo ci ha chiamato per rendere speciale e straordinario, come lui ha detto, questo stadio, che deve essere non soltanto un luogo per il calcio, per le partite, ma un luogo di incontro per i cittadini e per gli abitanti di una città allargata che estende il suo bacino a tutta la regione. L'opportunità quindi di avere una nuova struttura dove poter incontrarsi, dove poter mangiare, dove poter fare sport, dove poter avere una palestra di grande qualità con servizi fisioterapici. Ecco, fare dello stadio Friuli un luogo di eccellenza per lo sport e per lifestyle in generale è un'opportunità interessante. Quello che ci ha chiesto il Presidente e la società è naturalmente di fare questo luogo anche
un sito interessante dal punto di vista del design e dell'architettura, e quindi stiamo lavorando per rendere gli interni interessanti, accoglienti e anche confortevoli. Questo è il tema. Un'eccellenza quindi per quello che riguarda gli incontri di calcio, ma per quello che riguarda gli incontri in generale, perché l'obiettivo della proprietà e l'obiettivo anche vostro è quello di renderlo architettonicamente più bello possibile, non solo per il match day, non solo per quello che è il giorno partita, ma per tutta la settimana, per renderlo funzionale per la comunità e non solo per gli appassionati di calcio. Sì, questa è una tendenza che c'è in questo momento in tutta Europa, ma direi in tutto il mondo. È anche antieconomico, ma io direi antietico, tenere una struttura così importante come uno stadio per usarla un giorno ogni 2 settimane. È molto importante che se c'è uno sforzo che viene da finanza pubblica o Ad ascoltare il parere di quello che è comunque uno degli studi più importanti sul suolo nazionale, ma ha voluto raccogliere anche il parere di alcuni esperti del settore in campo proprio internazionale. Parliamo di un'azienda che ha sede a Detroit in Michigan negli Stati Uniti d'America, il nome è tipicamente italiano, Rossetti, anche se poi americanizzato, sentiremo dalle interviste ai protagonisti rigorosamente in lingua inglese, viene identificato come Rossedi, però è un'azienda che è specializzata nel settore, con i suoi architetti in giro per il mondo ha creato strutture davvero di primissimo livello. Parliamo di impianti della Major League Soccer, tutti gli stadi, tutti i nuovi impianti che vengono costruiti, non solo per quello che riguarda il settore dove lavoriamo noi, vale a dire il calcio, ma un po' tutti gli sport in generale. Parliamo di NFL per esempio, nel caso dell'azienda americana, vogliono pensare ad un impianto che non debba funzionare solo nelle 2 o 4 ore del giorno partita, ma per tutta la settimana, per tutto quello che è un indotto che può creare comunque benefici non solo ai tifosi e agli appassionati, ma anche a tutta la comunità. Allora andiamo ad ascoltare proprio 2 esperti di Rossetti per quello che è un parere anche più internazionale su quello che sarà il nuovo Friuli. What we like to do is we like to make the stadium become the center of a very urban growth and marketability center. So here we have an opportunity to provide functions at the stadium which are far different than what you find at a standard Italian stadium, for instance. We have a process called return on privata che sia, è importante che queste strutture siano usate e contengano dei servizi per i cittadini per tutto l'anno, per tutti i giorni della settimana. Quindi i nuovi stadi, in generale gli stadi più interessanti, offrono servizi, offrono attività, offrono opportunità di svago che possono sempre essere utilizzate. Questo è l'obiettivo. In fondo è una grande piazza coperta, è un luogo dove si possono fare concerti, è un luogo dove si possono ospitare molte persone, e strutture di questo tipo è giusto non limitarle soltanto allo sport, o meglio avere una visione dello sport allargata allo spettacolo e alla qualità della vita. I nostri tifosi sono molto curiosi, quindi cosa possiamo dire dal punto di vista architettonico? Qualche curiosità del nuovo Friuli, qualche curiosità del nuovo impianto? Possiamo dire che in realtà questo edificio già interessante, già molto bello, perché quella grande struttura d'arco che è famosa in tutta Italia e che contraddistingue lo Stadio Friuli sarà arricchita da un edificio che gli sta davanti e che avrà una facciata che stiamo studiando nei vari dettagli, con test molto particolare. Sarà un oggetto iconico che avrà e deve avere una sua riconoscibilità nel mondo. Noi vogliamo, ma lo vuole anche la società, che questo sia uno stadio riconoscibile in cui i tifosi possano avere un forte senso di appartenenza e possa esprimere l'identità di una regione straordinaria e di un territorio bellissimo. Abbiamo sentito quello che è l'obiettivo, quello di creare uno stadio moderno, uno stadio funzionale, uno stadio riconoscibile, uno stadio che deve avere una netta impronta anche internazionale. Allora l'Udinese non si è limitata